15 luglio 2020, in Pave di Summer, una nuova edizione. Siamo qui con Marco Cosmo, uno dei pezzi grossi dell'Università Ca' Foscari. Vogliamo domandare un po' a lui com'è cambiata l'università in questo anno pazzesco, questo anno da film, in cui anche la formazione è cambiata naturalmente. Più alto che grosso, diciamo. Diciamo che è stata tosta, nel senso che noi come università ci siamo trovati veramente dalla mattina alla sera a dover erogare tutta quanta la nostra offerta formativa online. Ci siamo riusciti perché veramente i colleghi sono stati veramente molto bravi a riconfigurare il tutto, e dal mio punto di vista, da imoribile ottimista, credo che questa sciagura Covid sia stata anche un acceleratore di innovazione, nel senso che ha reso possibile molte cose che in realtà erano possibili anche prima. Pensiamo allo smart working, pensiamo alla didattica online, pensiamo agli eventi online, i webinar, la possibilità di fruire contenuti in qualsiasi momento perché registrati. Quindi ottimista anche per far sì che tutto questo non diventi la regola, perché ovviamente anche noi abbiamo lavorato veramente per 3-4 mesi solo da remoto, e secondo me non è sostenibile come cosa, però già aver abituato le persone a poter portare a termine dei task, degli obiettivi da remoto, penso che in un futuro vada proprio anche a riconfigurare completamente la dinamica del mondo del lavoro. Pensiamo anche alla questione degli spazi, cioè un'azienda, anche noi come università, per far lavorare 1000 persone non abbiamo più bisogno di magari 10 palazzi, ma ne basteranno 7 proprio per questo turnover. Magari ci inizierà a disabituarci ad avere la nostra postazione, ma avere semplicemente un computer con una login, quindi ottimista per il futuro. Ecco, la mia curiosità è inerente agli studenti. Come hanno preso questo momento particolare, questo cambiamento repentino di approvvigionamento di informazioni, di lezioni? Allora, sicuramente in primis è stato colto, come spesso accade, soprattutto la parte di disservizio, nel senso che ovviamente un ragazzo, per quanto poco, paga anche per iscriversi all'università, e nel pacchetto che lui paga ci sono tutta una serie di servizi che prevedono anche l'erogazione in presenza. Quando li togli non è neanche semplice far capire, far digerire il fatto che comunque dietro c'è stato un lavoro immane per rendere fruibile anche quello che magari inizialmente sembrava poco rispetto al pacchetto completo, però insomma ho visto che sono riusciti ad adattarsi magari anche meglio di quanto abbiamo fatto noi, che a livello di insegnamento, le lezioni online non è stato semplice per tutti i docenti erogarle, mentre i ragazzi erano molto più avanti con la tecnologia, però insomma hanno risposto bene. Hanno risposto bene. 2 ricette proprio stringate che vedi nel futuro immediato per le università per essere pronte ad eventuali problemi o situazioni del genere. Ossia, l'università secondo te deve muoversi su che fronte? Intanto c'è stato sicuramente un tema tecnologico, quindi piattaforme per erogare i servizi che possono essere quelli per gli studenti, ma anche tutta la parte di alta formazione, lifelong learning. Abbiamo visto come in questo periodo molte persone, professionisti, in realtà siano assetati di conoscenza e di studiare, quindi secondo me anche trovare il modo di inserirsi in questa domanda e dare un'offerta all'altezza della situazione. Un'ultima provocazione: si è visto da alcune parti del nostro paese più voglia e più urgenza di far ripartire il campionato di calcio rispetto alla scuola. Alcuni hanno commentato, ecco, che futuro avremo se abbiamo questa cosa in testa. Questo è un tema importante, tra l'altro anche noi nel nostro piccolo come uffici sono 2 o 3 settimane che abbiamo aperto, per fortuna un po' prima delle discoteche, dico io. Però sì, secondo me l'importante, soprattutto in questo ecosistema, in questa crisi importante, è anche quello di
essere in grado di mettersi in gioco e che la crisi non diventi mai un alibi. Penso che magari, soprattutto per chi è più fortunato, magari c'è uno stipendio, c'è un posto fisso, che non diventi mai un alibi, anche in rispetto di chi invece è in trincea a combattere anche per ogni millimetro. Ultima domanda con il sorriso: Ca' Foscari sta formando studenti impavidi? Super impavidi, Oh, sono sopravvissuti alla quadra, sopravvissuti al Covid. Dopo la quadra tutto. e il Covid, assolutamente siamo tutti più impavidi. Grazie a Marco, grazie mille a tutti. Grazie a voi.